Dottor Giuseppe Iacono, diciamo l'animatore del quinto convegno di gastroenterologia pediatrica a Cragandino, un appuntamento che ormai è diventato anche un punto di riferimento per il settore. Sì, non c'è dubbio, vedo la partecipazione corale dei colleghi anche del nord, ma anche colleghi diciamo, fuori Italia. Oggi abbiamo uno spagnolo che ci parlerà di una problematica gastroenterologica, ma la cosa importante di questo congresso è che diciamo, concilia due aspetti della cultura, la cultura scientifica e la cultura umanistica. Ogni anno cambiamo argomento umanistico e cambiamo anche argomenti scientifici. Quest'anno abbiamo utilizzato la mitologia e a ogni relatore viene attribuito un mito, per cui metà del loro tempo viene utilizzato per descrivere il mito, per ritornare un po' alle nostre origini, e poi metà del tempo che rimane viene utilizzato per darci le notizie scientifiche sull'argomento a loro affidato. Quindi questo i colleghi l'hanno recepito in maniera perfetta e quindi con grande godimento anche, diciamo, dei discenti, i quali per certi versi diciamo, hanno un ritorno alla memoria di quelle che sono state gli studi del liceo, quindi classico, scientifico che so. Quindi di fatto abbiamo la fortuna di aver intrapreso una linea, diciamo, un programma particolare che interessa molto, e poi sinceramente io da buon agrigentino mi sto adoperando a fare conoscere, diciamo, le meraviglie di Agrigento, far sì di diciamo, fare venire persone da fuori, gente che già conoscono Agrigento, ma anche persone che magari non lo conoscono e vengono appositamente per questo motivo. Quindi diciamo, da agrigentino sinceramente sono molto contento di questo tipo di, chiamiamolo, di aiuto, di attività che posso fare per migliorare, diciamo, la conoscenza delle ricchezze che noi abbiamo qua ad Agrigento, che sono ricchezze uniche. Un'iniziativa sicuramente importante, giunto appunto al quinto appuntamento. Ecco, quanto sono importanti momenti come questi, dottore? Sono sicuramente molto importanti. Come diceva lei, siamo arrivati alla quinta edizione e nella nostra mente è di andare avanti proprio a conferma dell'importanza che ha questo congresso. Tra l'altro noi operiamo in una maniera un po' come dire, diversa dal solito. Noi privilegiamo alcune linee della cultura, cioè, intendendo per cultura tutto quanto ci porta a sapere. Il nostro convegno è organizzato ed è basato sul rispetto e sulla valorizzazione della nostra sicilianità, e ogni anno abbiniamo a quella che viene chiamata cultura, cioè cultura scientifica, che poi è l'obiettivo finale del nostro congresso, una cultura alternativa. Cioè abbiamo fatto un percorso diverso, un percorso quasi direi itinerante. Quest'anno abbiamo associato la mitologia, come può benissimo vedere dalle brochure. Mitologia e parlare o non parlare di mitologia nella Valle dei Templi è un peccato. Noi ovunque ci giriamo abbiamo resti di quella antichità che basava nella mitologia, nella fantasia, nei sogni, e trovava appunto lo spunto per quella che era la realtà quotidiana. Noi, partendo da questo principio, dando ai relatori uno spunto in più per le loro relazioni, siamo, come dire, riusciti, o meglio, siamo convinti che possiamo riuscire a coniugare questo sposalizio tra quelle che sono le culture varie, per arrivare all'aggiornamento, alla formazione di medici che operano, e operiamo, mi ci metto pure io, sono un pediatra di famiglia, sul territorio.